l'abitudine costringe a presentare l'oratore, quindi che però è impresentabile, e quindi io vi risparmio la presentazione, e questo è un complimento ambiguo naturalmente. Manlio, tu mi perdoni l'ambiguità, l'amico Manlio Pastore Stocchi è ben noto, e quindi questa è la terza e ultimo incontro di questo ciclo delle pagine cordiali, che è dedicato appunto a Leopardi, Copernico e la nullità del genere umano. Speriamo che tu lo rinnovi anche l'anno prossimo, questo ciclo, magari anche con più distensione nel numero e nel tempo, nel numero degli incontri e nel tempo. E intanto ascoltiamo il discorso del professor Manlio Pastore. Il discorso forse è dire troppo, è una conversazione molto, molto amichevole, molto terra, anzi mi preme soprattutto ringraziare coloro che sono intervenuti di persona, e idealmente ringrazio anche i molti uditori virtuali che nei giorni seguenti vedranno il filmato di questa conversazione. Poiché la conversazione si intitola Copernico, ecco qui un'immagine del protagonista. Questo è un celebre ritratto di Niccolò Copernico. Ho aggiunto anche la firma autografa di un documento, la firma autografa di Copernico, dove si può vedere che la sua grafia era italiana, perché le grafie al principio, fine 400, primo 500, erano molto differenziate secondo i paesi. La grafia umanistica italiana è riconoscibilissima ed è uno dei tanti segni di quanto Copernico aveva preso nei suoi soggiorni italiani a Bologna, Ferrara, Padova. Il vero protagonista di questa conversazione è Giacomo Leopardi, l'autore di una operetta intitolata appunto Il Copernico Dialogo, che non appartiene al gruppo principale delle operette messe a punto nel 1824 e pubblicate nel 1827 a Milano, ma fu cominciata per l'appunto nel 1827, nel 1932 era sicuramente compiuta, ma non uscì mai a stampa vivente il Leopardi. Una edizione che si era avviata delle operette morali a Napoli nel 1835 fu bloccata dalla censura e solo nel 1845, abbondantemente postuma, l'operetta vide la luce insieme alle sue consorelle in una edizione fiorentina delle operette morali. Queste vicende, in cui la censura ha una parte non piccola, stanno a indicare che l'operetta apparve per molti riguardi ideologicamente pericolosa, non tanto perché sosteneva le teorie copernicane, che erano ormai abbondantemente recepite, anche se l'abolizione della proibizione fu relativamente tarda, ma perché Leopardi aveva piegato questo evento del pensiero occidentale a un significato in cui egli esprimeva in realtà una sua visione profondamente nichilistica della condizione dell'uomo nell'universo. Sebbene così tarda nella pubblicazione, che come ho detto è postuma, l'operetta affonda le sue radici in tempi molto precoci. Intorno a Copernico Leopardi comincia a riflettere da ragazzo, quindicenne.
quando scrive quella storia dell'astronomia che è opera di compilazione, ma che testimonia di una erudizione addirittura spaventosa. Per quanto riguarda il sistema copernicano, nella storia dell'astronomia Leopardi scrive queste parole che vedete sullo schermo. Copernico, spirato da un nobile estro astronomico, dato di piglio alla Terra, cacciolla lungi dal centro dell'universo ingiustamente usurpato, e a punirla del lungo ozio nel quale aveva marcito, le addossò una gran parte di quei moti che venivano attribuiti ai corpi celesti che ci sono intorno. Dove sicuramente il pensiero di Leopardi è ancora informe e forse anche non percepito dallo stesso straordinario adolescente che scrive queste parole nelle sue implicazioni più profonde. Però c'è già questa curiosa presentazione della riforma copernicana, non tanto come un'avventura del pensiero, come si suol dire, ma come una sorta di operazione manuale, per la quale Copernico interviene su una sorta di gioco di tavolino, da tavolino, spostando gli oggetti, gli elementi di questo gioco. Dà di piglio alla Terra, appunto quasi la afferrasse con la mano, cacciolla dal centro dell'universo ingiustamente usurpato, e a punirla del lungo ozio, eccetera, eccetera, eccetera. C'è questa riduzione del grande evento cosmico a una faccenda quasi così scherzosa, una faccenda quasi tutta operata manualmente. Probabilmente, come dicevo, il quindicenne Leopardi non metteva più che la sua fantasia in questa rappresentazione dell'evento. Non vi era ancora un pensiero maturo che di questo evento desse un'interpretazione che, come vedremo, sarà quella matura del dialogo Il Copernico. Tuttavia, qualche spunto, qualche preannuncio di quello che avverrà circa proprio il rapporto Leopardi-Copernico si comincia a intuire fin d'ora. Poco più tardi, 19enne, ecco, questo per buona misura ho aggiunto, questa è la prima rappresentazione del sistema copernicano. Questo è un autografo di Copernico. Come vedete potete ammirare la bella grafia non transalpina ma italiana di Copernico, dove vedete proprio al centro del sistema il Sole. Ecco, la Terra ha dato di piglio alla Terra e al Sole e li ha spostati come le pedine, diciamo così, su una scacchiera. Notate anche che il cerchio più esterno è quello stellarum fixarum, sfera immobilis. Per Copernico esiste ancora una sfera delle stelle fisse. Queste sfere non sono i pianeti, sono delle grandi sfere trasparenti su cui il pianeta, ecco, sulla cui superficie stanno i vari pianeti. Ecco, considerando questo sistema che qui vediamo rappresentato per così dire in statu nascenti, nel 1819, appunto giovanissimo, 21enne, Leopardi scrive queste parole. È una notazione appunto incidentale. Una prova in 1000 di quanto influiscano i sistemi puramente fisici sugli intellettuali e metafisici è quello di Copernico, che al pensatore rinnuova interamente l'idea della natura e dell'uomo, concepita e naturale per l'antico sistema tolemaico. Abbassa l'idea dell'uomo e la sublima, scopre nuovi misteri della creazione, del destino della natura, della essenza delle cose, dell'essere nostro, dell'onnipotenza del creatore, dei fini del creato, eccetera, eccetera. Pensiero anche a questo assai acuto, in cui però, vedete, non mancano le inflessioni, come dire, positive.
Indubbiamente l'uomo, scacciato dal centro dell'universo e spostato con la sua piccola sfera, la Terra, alla periferia del sistema solare, è abbassato nell'idea che ha di sé come centro dell'universo, ma nello stesso tempo è sublimato. Quindi per Leopardi il sistema copernicano non introduce ancora la definizione della nullità assoluta dell'uomo, cambia la definizione dell'uomo, ma gli mantiene alcuni caratteri, alcune illusioni, se volete, positive. Cerchiamo di capire cosa voleva dire Leopardi con queste parole, cioè con il fatto che la nuova astronomia cambia tante cose, anche il nostro modo di vedere, di guardare soprattutto. Un esempio molto banale, chiunque di noi alza lo sguardo al cielo vede nel cielo la profondità dell'universo. Si rende conto che gli astri si distribuiscono in uno spazio infinito. In poche parole vede un universo e soprattutto il cielo stellato come con una visione stereoscopica. Vede il profondo, chiunque di noi. È difficile ormai per via dell'inquinamento, ma in mare o in montagna capita appunto di alzare lo sguardo e di rimanere colpiti da questo senso così di profondità, lungo la quale, entro la quale si dispongono a distanze diverse le stelle. Per gli antichi e fino praticamente a Galileo e forse anche oltre per molti, non è così. Chiunque guardava il cielo vedeva le stelle tutte alla stessa distanza, tutte, per così dire, applicate a questa sfera ultima che racchiudeva in sé tutte le altre sfere di cui si compone il sistema tolemaico o copernicano, che dir si voglia. Questa è una brutta riproduzione della volta della Cappella degli Scrovegni a Padova, che riproduce proprio questo modo di concepire il cielo. Vedete, è una volta sulla quale ci sono così disposte le stelle a distanza uguale dall'ipotetico osservatore. Ecco, a noi sembra strano che per millenni chiunque abbia guardato il cielo abbia visto le stelle come fossero tutte disposte su una stessa superficie curva, sulla parte interna di questa grande cupola, e che invece dopo noi vediamo le stelle come disposte lungo così questa dimensione infinita dello spazio. Eppure questo nostro modo di guardare e di vedere dipende dalla rivoluzione copernicana, cioè risponde a quel meccanismo che Leopardi, come avete visto nella scheda precedente, aveva così precisamente definito. Ovviamente vi sono anche altri aspetti per cui l'uomo misura se stesso, ha misurato se stesso in modo diverso da Leopardi, come vedremo, con questo spazio finito o infinito che sia, è in modo diverso secondo che lo spazio è concepito come finito o infinito secondo i diversi sistemi. Questo è un passo celebre, è uno di quei luoghi di poeti antichi che poi rappresentano, per così dire, le basi o i pilastri su cui l'umanesimo quattrocentesco edifica la sua immagine, la sua esaltazione dell'uomo. Questi versi sono di Ovidio e appunto celebrano la grandezza dell'uomo da questo suo carattere, da questa sua capacità di guardare in alto, di guardare le stelle. È nato l'uomo, sta descrivendo la creazione dell'uomo, che sia Dio, che sia Prometeo, importa poco. E mentre tutti gli altri animali guardino prone la terra, volgano prone lo sguardo alla terra, il creatore diede all'uomo un volto che guarda in alto, è rivolto in alto, e gli ingiunse di vedere il cielo e di sollevare il volto in alto,
verso le stelle che però, come ho detto, sono ancora viste come una specie di ornamento di una cupola in cui sono tutte dipinte, per così dire, alla stessa distanza. C'è anche un altro aspetto, meno osservato, che però è una conseguenza più sottile, che soltanto gli spiriti più alti hanno avvertito dopo la rivoluzione copernicana e galileiana. In antico i moti dei cieli intorno alla terra erano moti musicali, erano moti accompagnati da musica sublime, una musica arcana non percepita dalle nostre orecchie mortali. Questa è più una tradizione platonica e neoplatonica che non aristotelica, come è aristotelico sostanzialmente il sistema geocentrico. Ma volentieri vi erano stati degli incroci. Keplero ancora credeva nell'armonia nelle sfere, in questo suono meraviglioso, negato ai nostri sensi mortali, ma che certamente, almeno così si credeva, accompagna il mirabile moto delle sfere. Ora il sistema eliocentrico, la nuova astronomia, ha fatto tacere questa musica. Il cielo è diventato silente, i grandi silenzi. Gli antichi non avrebbero concepito i grandi silenzi del cielo, perché pensavano che nel cielo ci fosse musica, che le sfere suonassero mentre giravano. E allora è possibile questo pensiero di Pascal. Pascal lesse sicuramente le opere di Galileo, grandissimo scienziato qual era, certamente aderì senza condizioni alla nuova astronomia galileiana, anche se poi non si è espresso mai così apertamente in favore di Galileo come altri intellettuali francesi del tempo, ma è notevole che quel Pascal dei pensieri, che è molto presente a Leopardi, anche se non sempre Leopardi consuona con Pascal, ecco, Pascal concepisce questo nuovo universo come un universo di silenzio, e il silenzio eterno di questi spazi infiniti mi atterrisce. Ecco, questi sono tutti piccoli segni di quello che certamente anche Leopardi qualche volta ha detto, qualche volta l'avrà pensato, ma lo ha certamente pensato come conseguenza appunto di questa rivoluzione copernicana. Come ho detto, Leopardi compone il Copernico nel 1827, probabilmente non di getto, ma rendendosi subito conto che a differenza di quelle già pubblicate senza problemi in quello stesso anno 1827 a Milano, queste nuove operette, il Copernico e l'altra, il Plotino, il dialogo di Plotino e di Porfirio, non avrebbero passato il vaglio della censura. E capiremo, a proposito del Copernico, il perché. Scrivendo a un suo amico, un amico svizzero, si chiamava Ludwig von Sinner e si era poi francesizzato e si faceva chiamare Louis de Sinaia, con cui Leopardi ebbe una corrispondenza molto, molto fitta. Scrivendo appunto a questo amico svizzero nel 1932, Leopardi dice: ho bensì 2 dialoghi. L'amico gli aveva detto: ma hai qualcosa da pubblicare? Leopardi dice: no, poesia inedita non ne ho per il momento. Ho bensì 2 dialoghi da essere aggiunti alle operette. L'uno di Plotino e Porfirio sopra il suicidio, l'altro, il Copernico, sopra la nullità del genere umano.
Ecco, questo è il motivo nuovo. Se voi pensate alle testimonianze leopardiane che abbiamo appena letto, nessuna di quelle testimonianze sembrava volgere l'interpretazione della rivoluzione copernicana a questo significato totalmente nichilista. Vi era ancora, nel discorso che lui faceva nel 19, in quella pagina, in quell'annotazione dello Zibaldone, anche la possibilità che l'umanità per certi versi avesse perduto, ma per certi altri avesse invece acquistato. Qui no, qui il pensiero si è fatto del tutto negativo, è la nullità del genere umano. Di queste due prose voi siete il padrone di disporre a vostro piacere, solo bisogna che io abbia il tempo di farle copiare e di rivederne la copia. Esse non potrebbero facilmente pubblicarsi in Italia e in effetti, come ho detto, nel 1935 la pubblicazione ne fu bloccata dalla censura borbonica. La censura fiorentina poi si era già nel 1945, era come sapete molto più di manica larga, insomma, in queste faccende. Dunque nel 1932 Leopardi presenta a questo suo corrispondente, ma in un certo senso a tutti noi che ora leggiamo il suo carteggio, presenta il Copernico come un'operetta in cui è rappresentata la nullità del genere umano. Badate bene, non un genere umano che cambia modo di vedere, cambia modo di interpretare la propria posizione nel mondo. Il genere umano che si scopre nullo. E cominciamo a leggere qualche pagina di questa lunga operetta che è anomala anche proprio per la sua struttura. È una specie di breve commedia divisa in 4 brevi atti o scene. Voi vedete lì scena prima, eccetera, fino alla scena quarta. E ha alcunché molto più degli altri dialoghi che per lo più si svolgono così in modo molto astratto, sono dialoghi per così dire mentali, molto più degli altri dialoghi. Questa operetta ha alcunché di scenico nell'articolazione del discorso, nell'articolazione anche dei vari momenti lungo i quali si sviluppa l'azione rappresentata. L'ora prima è il sole. Come vedete, proprio come in un testo teatrale c'è indicazione di scena e l'indicazione dei personaggi. Ci sono anche qua e là delle didascalie, proprio come nelle commedie. Ora prima. Buongiorno eccellenza. L'ora prima, le ore, come si sa, accompagnano il percorso del sole, o meglio, accompagnavano il percorso del sole quando si immaginava che il sole col suo carro compisse il suo giro intorno alla Terra. Lo immaginavano, sì, in parte gli astronomi che però avevano una visione più disincantata del fenomeno, ma soprattutto i poeti. Notate anche un'altra cosa, quanto più grande è l'evento, qui si tratta di un immenso evento cosmico, tanto più Leopardi gioca sulla banalità di certe formulette da commedia. Queste grandi, entità dell'universo, il Sole, la Terra, lo stesso Copernico che in certo modo è il demiurgo di quanto avverrà fra poco, sono personaggi di altissima levatura e con questi personaggi Leopardi gioca nelle formulette di allocuzione che si tingono così di quel suo umorismo amaro che gli è caratteristico anche nelle operette morali e che giova anch'esso al disincanto, proprio con la natura scanzonata di questi momenti. Ecco, anche questo contribuisce a sottolineare la nullità degli uomini, delle loro formule, delle loro cortesie, delle loro illusorie gerarchie. Torniamo dunque al testo. Buongiorno, eccellenza. Il sole è désabusé, come si direbbe, non c'ha più voglia. E vedete, c'è un'etopea, cioè una
una rappresentazione anche dei caratteri dei personaggi che è raffinatissima. Non è il dialogo astratto, non è il dialogo voltairiano, per esempio, in cui sono di fronte delle tesi che si scontrano. Così. Questo è un dialogo in cui agiscono personaggi identificati perfettamente, anche se quell'identificazione è messa in servizio di un fine, come ho detto, ironico o sarcastico addirittura. Buongiorno eccellenza, sì, anzi buonanotte. Ora prima, i cavalli sono in ordine. Sole, bene. Ora prima, la Diana è venuta fuori da un pezzo, la Diana la stella del mattino, o Lucifero. Sole, bene, venga o vada a suo agio. Ora prima, che intende dire vostra eccellenza? Sole, intendo che tu mi lasci stare. Ora prima, ma eccellenza, la notte è già durata tanto che non può durare più, e se noi ci indugiassimo, vegga eccellenza, che poi non nascesse qualche disordine. Qui c'è un eco, forse qualcuno degli specialisti l'ha già percepito, della scena prima dell'anfitrione di Plauto. Voi ricordate cosa succede nell'anfitrione di Plauto? Giove si giace con la moglie di Anfitrione, con Alcmena, ma il piacere è tanto che viene prolungata indefinitamente la durata della notte. E la gente si dice, ma com'è che non c'è il giorno, non sorge il giorno? È che Giove sta appunto concumbendo con Alcmena. Qui c'è questo ricordo, è un testo che nella sua apparente così facilità introduttiva è densissimo invece di appelli alla memoria e più avanti alla sensibilità del lettore. Sole, nasca quello che vuole, che io non mi muovo. Ora prima, oh eccellenza, che è cotesto? Si sentirebbe ella male? E quel solito tono ironicamente sotto le righe. Sole, no, io non mi sento nulla, se non che io non mi voglio muovere. E però tu te ne andrai per le tue faccende, però, cioè perciò. Ora prima, come debbo io andare se non viene ella, che io sono la prima ora del giorno, e il giorno come può essere se vostra eccellenza non si degna, come è solita, di uscir fuori? Ecco, fin qui c'è questa parte introduttiva, appunto, in cui c'è questo gioco, appunto, sembra il petit levé o il grand levé di qualche monarca del Settecento, ma naturalmente ricreato in modo beffardo. Ecco, e qui invece si entra nel vivo dell'argomento, nella risposta che dà il Sole. È una risposta terribile. Noi leggiamo nei libri, appunto, sì, si era creduto fino a Copernico che la Terra fosse il centro dell'universo, e poi viene Copernico e dimostra felicemente che al centro del sistema c'è il Sole. Un piccolo trapasso, siamo tutti contenti, siamo felici che si apra un'era nuova. Ecco, tutto questo è rappresentato da Leopardi come un'apocalissi, come una tragedia da cui lo stesso genere umano sarà schiacciato, sarà cancellato. Se tu non sarai del giorno, cioè se non sarai l'ora prima del giorno, sarai della notte, ovvero le ore della notte faranno l'uffizio doppio e tu e le tue compagne starete in ozio. Perché sai che è? Io sono stanco di questo continuo andare attorno per far lume a 4 animaluzzi che vivono in su un pugno di fango, tanto piccino che io, che ho buona vista, non lo arrivo a vedere. E questa notte ho fermato, cioè ho deciso, di non volere altra fatica per questo, e che se gli uomini vogliono vedere lume, che tengano i loro fuochi accesi o provveggano in altro modo. Ora prima, e al freddo come provvederanno? E qui si delinea questa che è un'apocalissi vera e propria. E credo nell'Ottocento in generale
Anche la letteratura scientifica non si attarda molto sulla fine del mondo, non si chiedono in molti come finirà il mondo, si chiedevano invece come era cominciato. Si moltiplicano le ricerche sulla paleontologia, per esempio, sulla paleogeologia, ma le magnifiche sorti e progressive, si immagina che la scienza assicuri all'uomo un cammino felice e sicuro a tempo indeterminato, e anche di questo Leopardi, come sapete, si fa beffe. Qui invece abbiamo forse l'unica vera apocalissi, l'unica vera fine del mondo rappresentata nell'alta letteratura nell'Ottocento. Di qualche altra eccezione parlerò in altra sede. Ora prima e al freddo come provvederanno, che senza quell'aiuto che avevano da vostra eccellenza non basterà il fuoco di tutte le selve a riscaldarli, oltre che si morranno anche dalla fame, perché la terra non porterà più i suoi frutti, e così, in capo a pochi anni, si perderà il seme di quei poveri animali, che quando saranno andati un pezzo qua e là per la terra, a tastone, cercando di che vivere e di che riscaldarsi, finalmente consumata ogni cosa che si possa ingoiare e spenta l'ultima scintilla di fuoco, se ne morranno tutti al buio, ghiacciati come pezzi di cristallo di roccia, di quarzo, come cristalli di quarzo che si riteneva fosse ghiaccio fossile. Ecco, questa rappresentazione dell'umanità che si spegne nel freddo e nel buio è, o almeno a me pare, non siete obbligati a condividere la mia opinione, spaventosa, ed è una delle rappresentazioni più terribili del modo in cui l'umanità possa immaginare la propria fine, o almeno come potesse immaginarla nell'Ottocento, quando, come ho detto, era più proiettata a indagare sulla propria origine che sulla propria fine. Che importa cotesto a me? Ecco, il sole è impassibile. Ricordate che l'impassibilità è una prerogativa che anche altrove, per esempio nel dialogo della natura di un'anima, il Leopardi attribuisce alla natura, la natura noverca, matrigna. Qui è il sole che assume questo atteggiamento di noncuranza di fronte a questa nullità che è la sorte del genere umano. Che sono io? La balia del genere umano? E che mi debbo io curare se certa poca quantità di creaturine invisibili, lontane da me i milioni delle miglia, non veggono e non possono reggere al freddo senza la luce mia? Ecco, salto naturalmente qualche parte di questa lunga operetta, come ho detto, e veniamo alla scena seconda. Ora siamo sulla Terra, cioè sulla terrazza di casa, sul terrazzo di casa di Copernico, il quale è molto stupito che il Sole dovrebbe sorgere secondo tutte le leggi fino a quel momento conosciute, e invece non dà segno di vita, diciamo così. E anche qui l'entrata in scena di Copernico, come già quella del Sole, è tenuta su un tono minore, su un tono così lievemente ironico. Anche Copernico entra in scena come una specie di pover'uomo. Gran cosa è questa: o che tutti gli oriuoli fallano, o che gli oriuoli e gli orologi, o che il Sole dovrebbe essere elevato già più di un'ora, e qui non si vede neppure un barlume in oriente, con tutto che il cielo sia chiaro e terso come uno specchio. Tutte le stelle risplendono come se fosse la mezzanotte. Ecco, questo è l'uomo medio, un uomo banale che esprime delle banali meraviglie di fronte a un evento che ha una portata appunto che già noi conosciamo dalla scena prima.
Ma che è questo rombo che io sento, che par come delle ali di uno uccello grande? Ecco, arriva a volo l'ora ultima, spedita dal Sole. Ecco, per evitare che gli uomini facciano la fine che è stata descritta prima dal Sole, non c'è che un metodo, non c'è che un modo. Copernico deve convincere la Terra a muoversi intorno al Sole. Perciò gli manda questa ora ultima come messaggera per rappresentargli i suoi voleri. Ora ultima. Copernico, io sono l'ora ultima. Copernico, l'ora ultima, equivoca, crede che sia l'ora ultima della sua vita, crede che sia arrivato il momento di morire. Bene, qui bisogna adattarsi. Solo se si può, dammi tanto di spazio che io possa far testamento e dare ordine ai fatti miei prima di morire. Come vedete, Copernico è ancora un uomo qualunque, un omuncolo, preso da queste preoccupazioni, il testamento, così, piccole cose mondane, che sappiamo già quanto contino, lo sappiamo dal discorso che ha fatto il Sole poco prima. Ora ultima. Che morire? Io non sono già l'ora ultima della vita. In breve, io sono l'ultima ora del giorno. Copernico. Io ho inteso. La prima ora è malata e da questo è che il giorno non si vede ancora. Vedete, ancora Copernico nella sua misura pedestre. Insomma. Ora ultima. Lasciami dire, il giorno non è per avere luogo più, né oggi, né domani, né poi, se tu non provvedi. Copernico. Buono sarebbe questo, che toccasse a me il carico di fare il giorno. Ora ultima, io ti dirò il come, ma la prima cosa è di necessità che tu venga a casa del Sole, mio padrone. Ecco, vedete che c'è una sorta, in tanta differenza, c'è una sorta di continuità fra quelle poche righe che scriveva Leopardi a 15 anni su Copernico, che dà di piglio agli astri del cielo e li cambia di posto, e quello che gli viene qui chiesto di fare, quasi che dipendesse da lui manualmente spostare, scambiare il Sole con la Terra. E c'è nel pensiero di Leopardi, c'è certamente sviluppo, c'è accrescimento, c'è approfondimento, ma c'è anche una sostanziale continuità che sorprende di riconoscere fin dalla sua adolescenza. Ed ecco finalmente nella scena quarta Copernico davanti al Sole a ricevere questo incarico di fare questo giochetto da tavolino, cioè di prendere questi pezzetti da una scacchiera e di spostarli uno di qua, uno di là. Copernico, illustrissimo signore, dovete immaginarlo col cappello in mano come lo immaginava Leopardi. Questo fra l'altro è un'operetta che si gioverebbe da una rappresentazione scenica, proprio per questa confezione scenica che sembra avere. Sole, perdona Copernico che se non ti fo sedere, perché qua non si usano sedie, appunto ancora siamo nell'ambito delle convenzioni sociali, di queste piccole occorrenze quotidiane, ma noi ci spacceremo presto. Tu hai già inteso il negozio, la faccenda, dalla mia fante, dalla mia fantesca, insomma, Copernico. Ecco, e adesso il Copernico Copernico assume questo compito. La Terra insino a oggi ha tenuto la prima sede del mondo, che è a dire il mezzo. E come voi sapete, stando ella immobile e senza altro a fare che guardarsi all'intorno, tutti gli altri globi dell'universo, non meno i più grandi che i più piccoli, e così gli splendenti come gli oscuri, le sono iti rotolandosi di sopra e di sotto e ai lati, continuamente, con una fretta, una faccenda, una furia da sbalordirsi a pensarla. E così, dimostrando tutte le cose di essere occupate in servizio suo, pareva che l'universo fosse a somiglianza di una corte,
nella quale la terra sedesse come in un trono e gli altri globi d'intorno, in modo di cortigiani, di guardie, di servitori, attendessero chi ad un ministero e chi a un altro, sicché in effetto la terra si è ritenuta sempre di essere imperatrice del mondo. Ecco, il fatuo orgoglio che ora si infrange, si sbriciola di fronte alla nuova situazione che si prospetta. Questa è una rappresentazione, se volete, anche di quello che è stato il pensiero dominante dell'umanesimo, l'uomo centro dell'universo, l'uomo microcosmo in cui l'universo si rappresenta come in un suo centro in cui tutto converge. Ma ora è tempo di abbandonare questa visione della condizione umana, è ora di abbandonare questo orgoglio infondato. Ecco, a parte questo, fin qui è stato considerato l'aspetto cosmico, diciamo, però poi ci sono anche riflessi sulla condizione umana. Torniamo un momento indietro. Ecco, nella scheda che abbiamo appena letto vi è la confutazione di un altro tema importante, quello che considera l'uomo come fine dell'universo, cioè la visione comune per cui l'universo è creato per l'uomo. È creato assumendo chiunque l'abbia creato, il Dio Padre, il Demiurgo, qualsiasi altra divinità di qualsiasi altra religione, si dà per scontato che l'abbia creato per farne in certo modo dono all'uomo, assunto l'uomo come fine, come scopo di questa operazione. E questo pensiero, e qui è un omaggio al mio amico Francesco Bruni, che la settimana scorsa ci ha così intrattenuto e ci ha anche entusiasmato con le sue letture di poemi cavallereschi, di Ariosto in particolare, perché questa idea dell'uomo come fine si ritrova perfettamente espressa in una ottava, non dell'Ariosto ma del Boiardo. È tutto quello che Leopardi qui è impegnato a distruggere. Leopardi per bocca di Copernico, per bocca del Sole ovviamente, ma è Leopardi. Ecco, questa ottava appartiene a un episodio dell'Orlando innamorato, molto bello, in cui Orlando affronta in duello Agricane, il re di Tartaria, mi pare. Sono divisi dalla fede, ma la fede insomma non sarebbe sufficiente per farli accapigliare, ma soprattutto sono divisi dal comune amore che recano ad Angelica. Si affrontano, duellano a lungo durante tutto il giorno, finché scende la sera. Allora, di comune accordo, decidono da quei cavalieri rispettosi delle regole di cui abbiamo sentito parlare la settimana scorsa, decidono di stendersi l'uno a fianco all'altro a riposare sul prato, salvo poi la mattina dopo a riprendere la sfida. E così dobbiamo immaginarli supini sul prato. E cosa vedono? Vedono la volta stellata, dove tutte le stelle sono tutte infisse alla stessa distanza, su questa cupola, che è insieme un limite ma anche una protezione che faceva sentire protetti in certo modo coloro che la contemplavano. E conversano del più del meno fra di loro e ragionando insieme tuttavia di cose degne e condecenti a loro, cioè condecenti, appropriate alla loro nobiltà d'animo, guardava il conte Orlando, guardava il conte il ciel e poi diceva: questo che ora vediamo è un bel lavoro che fece la divina monarchia, e la luna d'argento e stelle d'oro
è la luce del giorno e il sol lucente. Dio tutto ha fatto per la umana gente. Ecco, questa è la filosofia corrente. Dio ha creato l'universo per la umana gente. L'umana gente è il fine della creazione, è anche destinata a fruirne positivamente in tutti gli aspetti benefici che la creazione, per volere divino, reca in sé. Ho scelto questa ottava di Boiardo perché mi sembra che riassume in modo mirabile un pensiero che naturalmente non è originale di Boiardo, ma che filosofi e anche poeti hanno espresso in maniera molto meno efficace, con molte più parole, ma con molta meno pregnanza. Ecco, come vedete, gli uomini nella scheda precedente sono rappresentati come, cioè gli uomini, il genere umano nel suo insieme, come fosse lì seduto e tutto sta lì per lui, tutto avviene per lui, tutto avviene come una specie di spettacolo messo su a suo beneficio. Ecco, contro questa visione che con una parola difficile si potrebbe dire teleologica, cioè finalistica, insomma, il dialogo si conclude con queste parole. Che vi dirò io poi degli uomini? Che riputandoci, come ci reputeremo sempre, più che primi e più che principalissimi tra le creature terrestri, ciascheduno di noi, sebbene fosse uno vestito di cenci e che non avesse un cantuccio di pan duro da rodere, si è tenuto per certo di essere un imperatore del sole, dei pianeti, di tutte le stelle visibili e non visibili, e causa finale, ecco, vedete, qui è proprio, è come dire, il colpo, è la freccia che si infigge nel centro del discorso, quella causa finale celebrata, come avete visto, nelle parole di Orlando, cioè nelle parole di Boiardo, è causa finale delle stelle, dei pianeti, di vostra signoria illustrissima e di tutte le cose. Ma ora, se noi vogliamo che la terra si parta da quel luogo di mezzo, infine che ella divenga del numero dei pianeti, questo porterà seco che sua maestà terrestre, e qui è detto con sarcasmo, quelli che si ritengono, si erano ritenute fino a questo momento le maestà terrestri. Ma qual è questo momento in cui queste maestà vengono spodestate? Non è il momento storico in cui Copernico ha enunciato la sua teoria e l'ha pubblicata a Norimberga nel 1542. È il momento in cui Leopardi rivela all'uomo con queste pagine la sua miseria, cioè la miseria dell'uomo. E Leopardi, non è Copernico, che spodesta l'uomo della sua vana, della sua risibile maestà. Ma ora, se noi vogliamo che la terra si parta da quel luogo di mezzo, infine che ella divenga del numero dei pianeti, questo porterà seco che sua maestà terrestre e le loro maestà umane dovranno sgomberare il trono e lasciar l'impero, restandosene però tuttavia coi loro cenci e con le loro miserie, che non sono poche. Si credevano re ed ora restano cenciosi con le loro miserie. Ovviamente non sono soltanto cenci in senso letterale, ma questi cenci sono appunto tutti i dolori, tutte le angosce, tutte le cattiverie, le malvagità a cui l'uomo soggiace, la miseria dell'uomo. E qui potremmo finire su questa nota così desolata, se non fosse che qualche piccolo conforto ci viene ancora da quel Pascal
che poco prima abbiamo ascoltato dichiararsi atterrito per il silenzio delle sfere ammutolite. Ecco, stranamente anche Pascal arriva a qualcosa di molto simile al pensiero di Leopardi. Leopardi conosceva i pensieri di Pascal, come ho detto, li riecheggia in più di un luogo, pur così cercando di difendersene. Anche di questi due pensieri che ho riportato qui nella scheda finale, probabilmente Leopardi aveva in mente il tenore. Però, diciamo, il pessimismo di Pascal è un pessimismo cristiano. Anche per Pascal l'uomo è un re spodestato. Spodestato forse non nel senso in cui lo intendeva, l'avrebbe poi inteso Leopardi, spodestato della sua dignità edenica. Nel paradiso terrestre, nello stato di purezza originaria, l'uomo è stato realmente re. Ma ora, nelle vicende terrene, quel regno gli è stato tolto, di quella regalità è stato spogliato. E l'uomo deve riconoscersi miserabile. Guardate l'ultima riga della scheda del Copernico, e con le loro miserie. Vedete, Pascal, la grandezza dell'uomo è grande nel fatto che egli si riconosce miserabile, dove miserabile vuol dire portatore di miserie, portatore di ogni forma di dolore, di miseria, di desolazione. Un albero non si riconosce miserabile. Ecco la grandezza dell'uomo. L'uomo è misero, ma sa di esserlo, e quindi conserva il suo primato. E dunque significa dunque essere miserabile, riconoscersi miserabile, ma è essere grande, riconoscere che si è miserabili, che si è miseri. E subito dopo, in un frammento contiguo, tutte queste miserie, persino tutte queste miserie, provano la sua grandezza. Sono miserie di gran signore, miserie di un re spodestato. Ecco, pensiamo a questo re spodestato di Pascal e pensiamo al re spodestato di Leopardi. Sono due personaggi certamente diversi, e noi potremmo anche scegliere a chi dare il nostro consenso, in quale di questi re spodestati riconoscerci, ma o nell'uno o nell'altro ci riconosceremo grandi. Ecco, questa è anche una lezione che viene insieme da questo fortuito o quasi fortuito incontro fra Leopardi e Pascal. Grazie. Grazie. Il nostro conferenziere ci ha fatto passeggiare nell'universo, in diversi universi, insomma, no? Con le stelle tutte della stessa luminosità e a pari distanza, e con stelle molto differenziate. Vorrei sapere, ecco, quindi ci ha illustrato un cambio di concezione generale e individuale attraverso il passaggio dal sistema di Tolomeo a quello moderno, e attraverso l'interpretazione che la coscienza di Leopardi ha dato di questo passaggio, la mente e il cuore, si sarebbe detto una volta. E penso che il professor Pastore sia pronto a rispondere a qualche curiosità e domanda, forse anche a raccogliere qualche suggerimento qualora venisse per una nuova edizione di queste pagine cordiali. Quindi la parola.
Grazie, ma purtroppo devo andare via. Ah, lei era... mi preparavo già un intervento del peso di quello della volta scorsa. Grazie infinite. Grazie. Io avrei chiesto qualcosa, ma invece Pastore ha già risposto, appunto, qual è la nuova dignità nell'immagine dell'uomo materialistica proposta da Leopardi. E quindi tu hai già dato una risposta. Tutto dipende dalla mortalità dell'uomo. Se l'uomo muore come tutti gli altri esseri, perde quella dignità di cui parlavano gli umanisti. E con Leopardi un critico a te caro ha parlato di titanismo di Leopardi di fronte a questa immagine, così come l'hai chiamata, desolata, io direi anche squallida, no? Di questo universo freddo dove non c'è nessuna solidarietà né umana né cosmica. E quindi questo titanismo perché Leopardi poi affrontò presto la morte, il dolore, prima della morte il dolore e la malattia, no? Sì, e poi soprattutto Leopardi, come ho detto, non esplicita mai i suoi rapporti con Pascal. Sì. Il pastore si rivolge alle pecore e le dice: beate perché non conoscono la propria miseria. Beati voi che la miseria vostra non conoscete. Ecco, perché l'uomo conosce la propria miseria e questa conoscenza è fonte di dolore, però questa conoscenza è anche fonte di riscatto, cioè l'uomo ritrova la sua grandezza proprio nel momento, come insegna Pascal, in cui si riconosce infelice. Ma tutto questo resta sotto le righe in un certo senso. Leopardi era uno di quei è stato un grandissimo, anche perché probabilmente anche lui pensava che chi dice in 100 parole quello che si può dire in 10 è capace di ogni nefandezza. E Leopardi è uno che diceva in 10 parole tutto quello che era necessario dire, cioè aveva questo senso così della pregnanza della parola o della frase. E quindi molte cose bisogna andarle a leggere sotto le righe. Per esempio quel riferimento alla lunga notte dell'anfitrione è singolare. Ma certamente lui aveva anche in mente questi indirizzi della scienza di cui si fa occasionalmente beffe in altre circostanze, della scienza che si apriva a prospettive molto ottimistiche circa il futuro. Per esempio aveva ripreso con molto vigore l'idea di progresso, per cui il cammino umano è un'ascesa, quindi il miglioramento è indefinito. E poi quello che si comincia a delineare, forse un po' dopo Leopardi, ma qualche prodromo c'era stato anche prima, perché se le teorie darwiniane cominciano a essere diffuse soltanto nella seconda metà del secolo, l'evoluzionismo lamarckiano era invece già accreditato da molti decenni, cioè quello che incuriosiva era ciò che stava a monte dell'umanità, non ciò che sarebbe stato a valle, diciamo così, alla fine. E soprattutto non più nell'inflessione umanistica, ma in un'inflessione molto, se vogliamo, più plebea, anche comunque più materialistica, l'orgoglio della condizione umana rifioriva in vari modi, appunto con la celebrazione di quelle magnifiche sorti progressive che erano state celebrate da Terenzio Mammiani e di cui Leopardi poi appunto si fa beffe. Prego. Copernico è consapevole che comunque l'uomo si crederà sempre al centro dell'universo.
Forse nella letteratura una consapevolezza di questa emarginazione più diffusa avviene nel Novecento, aiutata anche proprio ad esempio dalle teorie darwiniane e quindi anche ancora da un contributo della scienza che tende a relativizzare la presenza dell'uomo nell'ambito del creato, quindi non solo all'interno del cosmo ma anche proprio della natura vivente. Sì, certamente, ma io ho dovuto, non tanto per ragioni di tempo, non per guadagnare tempo, ma per mantenere compatto un certo filone che avevo isolato nel dialogo del Copernico, ho taciuto di una parte in cui viene affrontato proprio qualche aspetto che noi consideriamo estremamente moderno, cioè fra le tante conseguenze della rivoluzione copernicana, Leopardi intravede in un futuro molto indefinito la possibilità di immaginare altri mondi abitati, altre vite, e rispetto alle quali la relatività della condizione umana viene rimessa ancora una volta in discussione, viene ancora una volta proposta come problema. Certamente oggi, fra l'altro c'è anche insomma i discorsi, perché l'operetta è molto ricca. Come avete visto, Copernico vede il suo sistema chiuso dal cielo delle stelle fisse. Ecco. E persino Galilei non affronta con decisione, o perlomeno esplicitamente non ne parla mai, la questione se l'universo sia chiuso da una sfera ultima, insomma, oppure sia indefinitamente aperto. Galilei lo fa per prudenza, perché immaginare un universo finito significa cadere nel panteismo, perché non possono esistere due infiniti. Capite? Due infiniti non possono essere, un infinito è uno solo. O è Dio o è l'universo. Se diciamo che l'universo è come dire che l'universo è Dio, cioè assume la dignità di Dio. Quindi Galileo se ne astiene. Non se ne astiene Giordano Bruno e finisce male. E anche a questo c'è un accenno nel Copernico verso la fine del dialogo. Quando si parla dice non vorrei soffrire qualche bruciatura, dice Copernico. Ecco. Però a pensare l'universo come realmente infinito si è arrivati in epoca relativamente recente. E questa infinità dell'universo appunto ha aperto, ha rimesso sul tavolo quei problemi di cui parlava anche lei, cioè siamo soli, ci sono altre vite, se sono altre vite come sono? In piccolo il problema si era riproposto al tempo della scoperta dell'America. Quando si dice ma allora Cristo la redenzione l'ha fatta anche per gli indios che non ne hanno mai saputo nulla e così via. Ci furono dei grossi problemi che furono messi a tacere, ci furono messi molte tonnellate di stucco ideologico per mascherare anche tutto. Dante si pone il problema, no? Era un problema apertissimo. Poi, se pensiamo all'universo infinito, il problema diventa appunto infinito. Ma in una lettura integrale del Copernico sicuramente ci sarebbero spunti anche per individuare già lì le premesse di certi problemi, di certi interrogativi che ci poniamo noi oggi, a partire dall'Ottocento. Noi non ci riflettiamo mai abbastanza, ma ancora oggi ci sono delle sette, delle religioni integraliste che assegnano al mondo la durata di 6.000 anni, come ben sapete. Ma la durata di 6.000 anni era comunemente accettata fino ad epoche relativamente recenti. Ancora nell'Ottocento c'era chi vi credeva, ma da un punto di vista scientifico, non per fede. Ecco. E una delle ragioni per cui l'evoluzionismo darwiniano trovò tante opposizioni stava nel fatto che l'evoluzione come la concepiva Darwin
richiedeva milioni e milioni di anni per potersi realizzare e non si ammetteva che milioni e milioni di anni fossero un'età plausibile per la Terra. Un po' quello che dicevamo prima delle stelle viste o tutte sulla stessa volta oppure distribuite nella profondità dell'universo. Quando Foscolo scrive nei Sepolcri, vi ricordate, dice quanto dura la memoria delle azioni grandi, la memoria, e dice in fondo la poesia, le muse, il canto della poesia vince di 1000 secoli il silenzio. Noi leggiamo queste parole come se fossero parole assolutamente banali, sì, certo, è un modo di dire, ma non è vero. Quando Foscolo dice 1000 secoli, che pure è un periodo piuttosto piccolo sulla scala reale della cronologia del mondo, era una novità assoluta dare al futuro, e quindi ovviamente anche nel passato, una dimensione di migliaia di secoli, quando si riteneva che appunto fossero passati 4.000 anni dalla creazione del mondo e 2.000 restassero ancora da consumare. Per dire che sono infinite le questioni che nascono da questo e potrebbero ognuna di essere ricondotte a qualche poeta o qualche scrittore che molto spesso hanno intuito questo, per esempio Foscolo. Perché Foscolo dice 1000 secoli? Da dove ricava questo? Questo tempo così lungo? Quando Orazio o Ovidio si augurano che le proprie opere durino più del bronzo, quando si augurano gli scrittori romani che Roma duri in eterno, ma a cosa pensano? Pensano a qualche secolo, 1000 anni per bene che vada. Sì. Ed è lo stesso, l'aveva detto Leopardi, cioè, quando si comincia con le rivoluzioni scientifiche, i nostri occhi, le nostre orecchie, le nostre menti vedono, sentono, pensano le stesse cose, ma in maniera totalmente diversa. Vediamo la profondità del cielo che prima nessuno aveva visto, pur avendolo guardato infinite volte. Perdiamo questa nostalgia dell'armonia celeste, che ormai sappiamo non esserci. Sappiamo che il nostro tempo si prolunga indefinitivamente all'indietro e in avanti e noi non sappiamo assolutamente quanto spazio ne potremo occupare. Altro che i 6.000 anni fissati così precisamente dalla vecchia scienza. Bene, grazie. Non voglio insistere, ma il DNA corregge questa prospettiva di Leopardi. Naturalmente Leopardi non la poteva prevedere nella sua grande intelligenza, perché il DNA dà l'idea di un programma razionale in qualche modo, no? Che ci sfugge comunque. Un programma che si è evoluto anche quello. Certo. No, ma è chiaro. Ma poi insomma noi facciamo la storia, noi illustriamo il pensiero dei Leopardi, non il pensiero dei biologi. Sì, però questo ci porta a interrogarci su questo universo dove non c'è più l'armonia delle sfere, che non si ascoltava ma si era sicuri che esistesse, non ci sono gli angeli a guardia di ognuno dei cieli, no? E quindi Leopardi queste cose le ha viste molto bene, insomma. Ma probabilmente non esiste più una letteratura, una poesia che abbia il coraggio di misurarsi con questi temi. Di affrontarli. Oggi si parla delle piccole faccenduole, insomma, che non interessano a nessuno. Come si vede dalla vita effimera dei vari premi che durano le che si dimenticano presto, vuol dire. Come hai detto anche tu la volta scorsa. Bene, allora questo è stato un caso di letteratura di idee in sostanza, no?
perché c'è un valore letterario e c'è un valore filosofico e intellettuale in questa letteratura di idee, di cui l'Italia e altri paesi naturalmente sono tutt'altro che sprovvisti, no? Bene, allora ringrazio, se non ci sono altri interventi, e vi ringrazio i presenti, e a ben rivederci per altre manifestazioni dell'Istituto e anche per le pagine cordiali il prossimo anno. Che potrete rivedere fra qualche giorno nel sito dell'Istituto Veneto, sia queste di questo ciclo sia quelle del ciclo precedente. Noi frattanto per un anno ci godiamo la gioia dell'infallibilità, perché a quanto pare siamo infallibili, perché sia tu sia io non abbiamo avuto contestazioni forti. Vabbè, aspettiamo la gragnola di non mi piace dal web. Bene, grazie, a ben rivederci.